Eccoci qua insieme cari telespettatori, ben ritornato qui con noi Maurizio Antonini, direttore generale CIA Padova e CIA Veneto. Grazie di essere qui. Grazie a lei e buongiorno ai nostri telespettatori. Allora, purtroppo dobbiamo parlare di cose non sempre piacevoli che riguardano l'agricoltura, ma l'agricoltura sempre, pur essendo il settore primario per la nostra economia, ha sempre grandi difficoltà e sembra essere trascurato, snobbata anche a livello governativo, nonostante le tante promesse fatte anche dal Ministro dell'Agricoltura, la Bellanova. Però ci vediamo se riusciamo a trovare anche aspetti positivi, se ce ne sono naturalmente. Detto questo, vediamo un po' di inquadrare la situazione. Io colgo l'occasione, visto che è l'apertura dell'anno, di fare un po' un bilancio dell'anno come è andato. E adesso dopo analizziamo anche le questioni calde sul piatto della bilancia. Sicuramente l'agricoltura nel 2019 ha subito di elementi positivi e negativi come succede. Purtroppo oggi sempre di più l'agricoltura è attaccata dagli eventi climatici e quindi sempre più l'ambiente incide in maniera negativa anche sulle produzioni agricole. Vi è da dire in maniera importante e da sottolineare invece l'importanza di un settore molto strategico nel Veneto e che dà bellissimi risultati, che è il settore vitivinicolo. Anche il 2019 ha avuto un esploit importante, molte bottiglie sono state vendute, molte ne saranno vendute, quindi il settore vitivinicolo, soprattutto quello veneto, è in forte espansione e quindi è un elemento positivo. Altri settori soffrono invece di eventi climatici e soffrono quindi di una grande gravità anche di produzione di qualità. L'olio da noi come è andato? È un settore rilevante, ha peso, è un olio poi tra l'altro quello del Garda di alta qualità come produzione e poi c'è quello dei colli. Sì, noi abbiamo questo dei colli ogani, ma abbiamo l'olio del Garda. Nel Veneto l'olio è anche un settore importante e strategico, ha avuto buonissimi risultati. La produzione di olio nel 2019 non è stata forte e quindi anche l'olio ha subito una grande depressione sulla come produzione. Un po' in tutta Italia quindi a questo punto? Sicuramente come tutta Italia, ma soprattutto quando succedono questi eventi climatici che non dipendono dagli agricoltori, però gli agricoltori ne subiscono e gli agricoltori non hanno reddito e quindi l'attività degli agricoltori sempre più è compromessa. Noi abbiamo dedicato diversi appuntamenti per parlare delle elezioni che poi devono esserci, dei consorzi di bonifica. Come sono andate? Diciamo che sono andate così e così, nel senso che noi vogliamo sempre di più che i contribuenti vadano a votare e siano sempre più contribuenti che votano i consorzi di bonifica. Qual è? Il consorzio di bonifica è la struttura, l'ente importante per il governamento del territorio ma anche dell'acqua. Però siete entrati nella gestione dei consorzi? Sì, ma noi come organizzazioni agricole siamo entrati all'interno della governance dei consorzi di bonifica e questo è l'aspetto positivo importante. Vi è da dire però che anche nell'ultima tornata elettorale abbiamo avuto una flessione dei contribuenti alla votazione dei consorzi, quindi questo dobbiamo migliorare per la nostra anche interfaccia con i nostri contribuenti per far sì che i contribuenti pensino che il consorzio sia una loro cosa e quindi devono andare a votare, devono far sì che il consorzio poi incida in maniera positiva all'interno del proprio territorio. Ma a volte però la non partecipazione, anche nel senso che tutto sommato le cose non vanno neanche male, no? Perché abbiamo visto che da noi quando la gente è arrabbiata va a votare. Sì, per quanto riguarda i consorzi di bonifica vediamo che quando facciamo delle iniziative andiamo nel territorio per spiegare cosa fanno effettivamente i consorzi di bonifica, vi è una partecipazione anche importante, però è molto importante nel momento in cui ci sono le esondazioni oppure c'è il problema dell'acqua e quindi quando c'è il problema vediamo che i contribuenti agiscono in maniera importante e sono presenti. Quando non c'è il problema allora magari si pensa che le cose vadano avanti lo stesso, però noi su questo dobbiamo batterci, noi dobbiamo invece batterci per il fatto che i consorzi di bonifica sono enti importanti del territorio, enti importanti che governano il territorio, l'ambiente e soprattutto l'acqua in cui loro svolgono una grande funzione e quindi per questo i contribuenti devono andare a votare ma soprattutto devono essere partecipi alla vita dei consorzi di bonifica. Questa è un'altra cosa importantissima. Avvicinandoci un po' alle questioni attuali, una problematica che voi volete affrontare anche in modo significativo è quella della cimice asiatica. Allora, che danni provoca? Ce n'è veramente ancora tanto? Spieghiamo un po' questa questione. È un grosso flagello. È un grosso flagello che colpisce più di 17.000 ettari nel Veneto,
ma è un problema che riguarda tutto il nord Italia, riguarda l'Emilia Romagna, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino, e quindi vedete che l'area è molto ampia. Oggi con il 2019, in cui la produzione e gli attacchi della cimice asiatica hanno provocato danni dal 40 al 100% del danno sui nostri frutteti, le aziende sono in ginocchio. Come mai i danni così? Allora, come mai si è diffusa così rapidamente? Se avete capito l'origine del problema dov'è? E come mai danni così rilevanti? Beh, il primo problema è che oggi non vi è una cura specifica sulla cimice, non vi è la possibilità di intervenire con prodotti fitosanitari per debellare la cimice. Oggi la cimice resiste a tutti i prodotti, non c'è un prodotto singolo, e quindi noi oggi dobbiamo lavorare molto sulla ricerca per trovare degli insetti antagonisti alla cimice e quindi dare la possibilità a questi insetti di intervenire e di diminuire l'influenza della cimice sulle nostre produzioni. Oggi la cimice è un flagello e quindi per questo la CIA Agricoltori Italiani, insieme anche con Confagricoltura, insieme con Agri Insieme, quindi con tutta la Lega Coop, noi il 30 di gennaio saremo a Ferrara per una grande manifestazione di mobilitazione delle nostre aziende agricole per chiedere un intervento importante e coraggioso da parte del Governo e da parte del Ministero. Cosa dovrebbero, cioè, che cosa si potrebbe fare? Perché so che si era parlato dell'ape killer, questo calabrone killer, non lo so adesso il termine. Si chiama Vespa Samurai, è un termine particolare. La Vespa Samurai è uno degli insetti antagonisti che può servire, dà sicuramente la possibilità di intervenire per diminuire la presenza delle cimici nei nostri territori. Ma non è pericolosa per l'uomo? Però deve avere le autorizzazioni, deve essere autorizzata da due ministeri, uno dell'agricoltura e l'altro della sanità. Oggi vi è la necessità di intervenire su questo, diciamo che la Vespa Samurai già esiste nel nostro territorio e quindi vi è la necessità che anche da parte del governo, da parte dei ministeri, vi sia anche quella possibilità di dare la possibilità di utilizzare la Vespa Samurai come insetto antagonista per dibellare la nostra cimice. Ma queste Vespa non è che poi quando vengono trovati questi sistemi poi diventano epidemie, può essere pericolosa anche per la salute delle persone? Assolutamente no, nel senso che vi è tutta la tranquillità su questo, sia da parte del Ministero della Salute ma anche del Ministero dell'Agricoltura, e quindi non vi è nessuna difficoltà su questo. E poi la natura regola. E quindi nel momento in cui questa Vespa Samurai non trova più le uova per alimentarsi della cimice, evidentemente anche lei ha una vita breve, ma nel momento in cui non trova appunto l'alimentazione adeguata. Quindi si nutre essenzialmente della cimice e quindi non trovando più alimentazione muore, quindi si vede che la natura regola tutto il processo, ma per fare questo ci vogliono diversi anni, perché non è pensabile che domani utilizziamo la cimice Samurai, la immettiamo nei nostri terreni e risolve il problema. Non funziona così. La natura ha i suoi tempi e quindi i tempi sono di anni per far sì che il ciclo rimanga invariato. Ci mettiamo 24 ore per rompere questo ciclo, basta che dei prodotti che vengono da alcuni paesi che non sono controllati li portiamo in Italia con anche dei insetti non tipici del nostro territorio e quindi rompono l'anello, però per poi far sì che questo anello ritorni e si autoalimenta c'è bisogno di molti anni e quindi per questo siamo già nel tempo scaduto. Abbiamo necessità oggi di intervenire in maniera importante sui nostri territori, ma oggi non vi è ancora la possibilità di intervenire con la cimice, con la Vespa Samurai per debellare la cimice. Ma sostanzialmente è una questione burocratica, formale o sostanziale? Una questione soprattutto burocratica e formale da parte dei ministeri. Per questo noi il 30 chiediamo con forza che ci siano le autorizzazioni per iniziare il percorso dell'introduzione della Vespa Samurai all'interno e anche altri insetti utili per quanto riguarda la debellazione della cimice asiatica. Riguarda il nostro territorio prevalentemente, ci siamo sfortunati qui in pianura oppure è un problema abbastanza diffuso anche da altre parti dove ci sono certe coltivazioni? No, le coltivazioni oggi, tanto la cimice colpisce più di 300
300 varietà culturali. 300. Soprattutto sono tantissime, soprattutto incide in maniera determinante sui frutticoli, sulle aziende frutticole, quindi sui frutti, sulle pere, sulle mele, sui kiwi, sulle ciliegie. Ecco, questo è il momento in cui la cimice interviene oggi e vi sono i danni maggiori su queste colture specifiche. Quindi non è possibile neanche proteggerle? Abbiamo provato nel 2019 con le reti anti-insetti, però abbiamo visto che hanno una poca funzionalità. Oltre al costo elevato, le cimici poi passano sotto le reti e comunque si insediano comunque in maniera importante all'interno dei nostri frutteti, e quindi le reti si sono dimostrati che possono dare la soluzione per il 20% del problema, ma non completamente. Quindi oggi vi è la necessità invece di intervenire in maniera adeguata per risolvere questo problema. Danni dall'80 al 100%, quindi danni enormi. Chi è che risarcisce gli operatori del settore? È previsto un risarcimento? Per adesso, ci sono assicurazioni? Per adesso nessuno. Per adesso il Veneto, le aziende frutticole hanno subito un danno pari a 100 milioni di euro. 100 milioni. E ad oggi nessuno risarcisce questo. Siamo riusciti come organizzazioni agricole nell'ultima finanziaria di stanziare 80 milioni di euro per tutto il territorio del nord, e ricordo che tutto il territorio del nord il danno si aggira intorno ai 600 milioni di euro. E quindi noi oggi abbiamo 80 milioni di euro che saranno prossimamente dati la possibilità alle aziende agricole di intervenire, ma però si può ben capire, ben concepire il fatto che 80 milioni sono insufficienti per questo. Per questo noi il 30 chiederemo che venga ancora di più data la possibilità di intervenire sul fondo di solidarietà e quindi aumentare il contributo per le nostre aziende agricole. Bisogna dire che il Veneto su questo è intervenuto in primis rispetto alle altre regioni con un fondo di 4.200.000 euro, in cui una parte di questo saranno date alle aziende agricole e una parte chiaramente sarà dato alla ricerca. Perché quindi il fattore della ricerca è importantissimo. Certo, la ricerca è un altro elemento determinante per l'utilizzo appunto della vespa samurai e altri insetti antagonisti alla cimice, quindi questo è l'altro aspetto importante che noi dobbiamo. Ma noi oggi dobbiamo dare risposte alle nostre aziende. Ricordiamoci, e lo ricordo ai nostri telespettatori, se non diamo forza a questo, le nostre aziende chiudono, vanno con i motosega e dibellano i frutteti, perché non c'è più margine. Ricordo sempre una nostra azienda importante nella Bassa Padovana, 30 ettari di biologico, e quindi non hanno la possibilità di intervenire con nessun prodotto fitosanitario. Sono 2 anni che questa azienda non percepisce un centesimo. Perché? E qui, nel momento in cui c'è l'attacco della cimice non c'è la produzione, e quindi senza produzione l'azienda non ha... Ma non ci sono fondi europei, non ci sono il PSR, niente? No, ad oggi non c'è nessun fondo che interviene su questo. C'è il Fondo di Solidarietà Nazionale, che è la norma che regola le avversità atmosferiche, che è la misura, il decreto legge 102 del 2004, che potrebbe intervenire su questo, però deve essere modificato il fatto che la cimice potrebbe entrare all'interno di un danno assicurabile, quindi su questo, anche in questo caso, il Ministero sta lavorando perché sia incluso su questo. Però ad oggi le nostre aziende hanno percepito 0 lire, 0 contributi e il 100% dei danni hanno subito. Caspita, c'è una roba pazzesca come si dice. E questo se ne avvantaggiano i produttori ortofrutticoli che vengono dall'estero, quindi le importazioni da altri paesi? Sicuramente noi nel momento in cui non produciamo più i nostri prodotti, le grandi distribuzioni avranno necessità di attingere dall'estero o da altri paesi, sicuramente non del Veneto e non dei nostri produttori, e che oggi hanno necessità invece di avere un certo tipo di redditività.
Detto questo, ci sono altre situazioni, quindi vabbè, ricordiamolo appunto che c'è questa manifestazione molto importante che viene fatta a Ferrara, poi a livello, cos'ha, una portata nazionale? Questa manifestazione è una portata regionale. Del nord Italia, delle nostre province, tutte le nostre regioni sono coinvolte su questo, sarà una grande mobilitazione degli agricoltori, una grande mobilitazione anche della politica, ma noi alla politica chiediamo manco chiacchiere, più fatti, perché oggi vi è la necessità. Sì, ma vede, le promesse sono importanti, poi nelle campagne elettorali tutti fanno delle promesse anche corrette se vogliamo, però poi a queste promesse dobbiamo avere i risultati. Oggi il risultato è quello che avevo detto, nel senso che oggi le nostre aziende, anche per il 2020, se non interveniamo in maniera importante ma concreta su queste aziende, queste qua cessano. Infatti questo è fondamentale. Allora, detto questo, mi sa che c'è la pubblicità, perché dopo voglio affrontare un altro capitolo, quindi dedicare tutto lo spazio a un altro problema. Siamo stati sollecitati a riguardo, visto anche il periodo, da diversi telespettatori e operatori del settore. Allora andiamo rapidamente in pubblicità, poi ritorniamo insieme.